Sì, sì. Allora posso partire per dire semplicemente che io volevo rapidamente spiegare per quale motivo, al di là delle specifiche caratteristiche di questo impianto proposto, perché è sbagliato l'idea di bruciare i rifiuti. Va ricordato che in natura tutta l'energia che viene utilizzata negli ecosistemi è di origine solare e l'energia serve a riciclare la materia. In pratica, in questo modo, tutta la materia, passando dalle piante agli animali, ritornando al suolo e riutilizzata dalle piante, ha un ciclo continuo. In questo senso la natura non produce rifiuti, ma anche non utilizza assolutamente combustioni, cioè non c'è nessuna combustione, tutta l'energia solare trasformata a temperature ben inferiori a quelle di combustione. I processi produttivi umani, invece, a differenza di quelli naturali che utilizzano energia solare, hanno un andamento ciclico, senza produzione di rifiuti e senza combustioni, cosa fanno? Bruciano energia fossile o altri materiali combustibili, sono lineari e producono inevitabilmente inquinamento e rifiuti, perché ho un processo lineare, all'inizio prelevo materiali dalla natura, in un processo produttivo ottengo un prodotto commerciale e scarto rifiuti e inquinamento, ma lo stesso prodotto commerciale a sua volta prima o poi diventa rifiuto, cioè un processo lineare inevitabilmente non può che produrre rifiuti e inquinamento, cosa che non avviene in natura. Per questo si parla di economia circolare e il termine economia circolare va inteso come un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. Se si deve rigenerare da sola, vuol dire che deve seguire le stesse logiche dei processi biologici e quindi non deve prevedere combustioni. Se nell'economia circolare inserisco la combustione, inevitabilmente una parte della materia viene trasformata in modo irreversibile in qualche cosa che non può essere più utilizzato. Quindi comunque la combustione è collegata alla logica di un'economia lineare, in contrasto con quello che dovrebbe essere il futuro dell'economia umana. Del resto, da tempo l'Unione Europea e anche l'Italia dice che l'obiettivo per i rifiuti è prima di tutto la riduzione, poi il riuso, poi il riciclo e ultima ipotesi la combustione e la messa in discarica. Riduzione vuol dire, per esempio, non produrre, quando si va a comprare qualcosa, inutili scarti come sono i confezionamenti. Per esempio, qui c'è un negozio dove vendono senza il packaging. Riciclaggio vuol dire recuperare il più possibile la materia, per la materia organica ovviamente il compostaggio, cioè dobbiamo passare a un'economia di tipo veramente lineare. Purtroppo l'inceneritore è un classico sistema lineare, cioè entrano rifiuti o CSS non cambierebbe, entra l'aria come carburente, ma si usano anche molti additivi e anche una certa quantità di acqua. Essendo un processo lineare, ha come uscita una gran quantità di fumi, quei normal metri cubi di cui parlava prima Mattia, acque di scarico e soprattutto fumi e ceneri che inevitabilmente vanno messi in discarica. Quindi non è vero che l'inceneritore evita la discarica. La discarica in questo caso è di rifiuti speciali. In pratica, poiché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, vuol dire che qualunque cosa io brucio per combustione produce quantità rilevanti di sostanze chimiche. E pensate che soltanto dal fumo di sigaretta si hanno 1.000.000 di composti chimici diversi, così bruciando rifiuti, ma anche bruciando metano, bruciando legna, io ottengo grandi quantità di CO2 che ha effetto serra, ossidi d'azoto che sono tossici, anidride ossidi di zolfo, diciamo, monossido di carbonio, metalli pesanti, le famose polveri sottili e vari composti che si formano per combustione dei prodotti già prodotti che si organizzano all'interno del forno di combustione, che sono idrocarburi policiclici, diossine, furani e quant'altro.
In pratica possiamo dire che l'inceneritore non è assolutamente una soluzione, perché l'inceneritore trasforma rifiuti in gran parte riciclabili in fume, ceneri e scorie non riciclabili, ma per ogni chilo di rifiuto se ne producono almeno 3 o 4 di fumi e rifiuti. Cioè, poiché io aggiungo a ciò che brucio l'aria, se io sommo il peso delle ceneri, delle scorie e di tutti i fumi che si formano, per ogni chilo di rifiuto io trasformo il totale finale in 3-4 kg. Quindi è un moltiplicatore di rifiuti, non un eliminatore di rifiuti. E anche dal punto di vista energetico è un errore, perché se è vero che recupero un 20%, nella migliore delle ipotesi, dell'energia contenuta nel potere calorifico della materia che io andrò a bruciare, se anziché bruciare quei rifiuti, e non devo confrontare questo con la discarica, ma devo confrontarla con l'ottica del riciclaggio. Qui il riciclo mi recupera il 60% dell'energia, perché non ho bisogno di usare energia per produrre quei materiali, ma se io riuso, cosa che è ancora migliore, recupero più del 90% dell'energia. Quindi rispetto al riuso e rispetto al riciclaggio, l'inceneritore è una perdita secca di energia, una perdita secca che si associa a un forte inquinamento. Noi sappiamo che in questo momento tutta la Terra è piena ha un inquinamento atmosferico terribile. Pensate che ogni anno nel mondo muoiono 7 milioni di persone per inquinamento atmosferico, ma anche in Europa noi abbiamo un alto numero di morti, si parla di 400-500 mila morti, e l'Italia è il paese più inquinato per sia ossidi d'azoto che vedete qui segnati e anche per PM10 e PM2,5. Qui avete un'immagine dell'inquinamento della pianura padana provocata dallo smog cosiddetto che si realizza e lo si vede dal satellite. Allora, andando avanti, ecco, il problema è che spesso viene detto ma noi filtriamo l'inquinante, i fumi sono filtrati. Bene, quando io filtro, prima di tutto, gran parte, non è che ho eliminato l'inquinamento, me lo trovo nei filtri. Ma per quanto riguarda le polveri sottili, i filtri non servono praticamente a niente. Infatti, nella normativa, le polveri sono misurate in peso per metro cubo. In realtà, quello che conta dal punto di vista della tossicità non è il peso delle polveri, ma il numero delle polveri, perché è direttamente proporzionale alla superficie che le polveri manifesteranno all'esterno a contatto con i polmoni, e quanto più sono piccole possono entrare anche nelle vie circolatorie, quindi è la superficie che verrà a contatto con le parti interne del nostro corpo. Ora è facile intuire che se io ho lo stesso peso in un cubo come questo e lo stesso peso in tanti piccoli cubi come questi, vedete come la superficie aumenta di 2 ordini di grandezza, perché parliamo di volumi. Quello che conta dal punto di vista della tossicità è la parte esterna. Quindi quanto più ho numero di particelle, tanto maggiore tossicità. È facile capire che se io anche elimino il 90% in peso delle polveri più grossolane, quello che mi resta in termini di numeri è la stragrande maggioranza delle particelle e della superficie che continuerà ad esistere e andare a inquinare l'ambiente e poi attraverso le vie respiratorie andare a colpire i nostri organi. Va ricordato poi che non viene calcolato mai nei discorsi che quando vengono presentati questi impianti, che gli ossidi d'azoto producono un particolato secondario che può essere da 2 a 3 volte superiore a quello primario. Questo l'ho già detto, questo significa che ogni anno in Italia abbiamo 60-70 mila morti per questo inquinamento e noi dobbiamo fare di tutto per evitarlo. Allora, quando si dice che l'impianto è di nuova generazione, che ha filtri magnifici, rimane il fatto, e questa è una decisione della Commissione europea
del 12 novembre dell'anno scorso, questi sono i parametri migliori possibili secondo le migliori tecnologie, le cosiddette BAT. Allora, sicuramente io non metto in dubbio che questo impianto rispetterà ovviamente la normativa italiana e anche le BAT, cioè le migliori tecnologie disponibili. Ma questo non significa che non inquina, perché se voi moltiplicate quei valori che vedete in questa tabella di polveri, di metalli pesanti, qui non ci sono, ma li trovate sempre in questa decisione, di diossine, eccetera, ottenete quei valori che Mattia Donadel vi ha fatto vedere prima, cioè valori molto pericolosi. Per esempio le diossine vengono fuori a milligrammi quando sono pericolose a milionesimi di milligrammo. Quindi il discorso è che noi dobbiamo tenere presente che non basta dire l'impianto rispetterà la legge e le migliori tecnologie disponibili, perché la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione ambientale integrata sono fatte non per vedere se uno rispetta la legge, ci mancherebbe che non la rispetti, ma se rispettando la legge in quelle condizioni, e pensiamo alle condizioni di inquinamento che già esistono nell'area intorno a Marghera, quel tipo di impianto è compatibile, fermo restando che l'Unione Europea ci dice che laddove si superano i limiti di legge dell'inquinamento atmosferico, e quindi sicuramente l'Italia, perché noi dobbiamo rispettare la normativa sull'inquinamento dell'aria ambiente e, come sapete, gli sforamenti sono continui. Quando si superano, si hanno gli sforamenti, noi dovremmo adottare misure per ridurli, non di nuovi impianti che li possono aumentare. Questo è il motivo per il quale, come ISDE, Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte, abbiamo scritto appunto che per i rifiuti occorre cambiare impostazione. Dobbiamo rispettare la gerarchia dei rifiuti, quella che non prevede assolutamente come prime fasi l'incenerimento, anzi lo deve eliminare. Tra l'altro la recente direttiva sull'economia circolare dice che bisogna andare via dalla logica dell'incenerimento. Quindi rispettare queste indicazioni europee, eliminazione di qualunque forma di incentivazione economica a impianti che utilizzino processi di combustione e evitare tutte le agevolazioni fiscali, perché oggi altrimenti questo diventa il vero motivo. E concludo questa rapida carrellata dicendo che se, e questo ci è stato spiegato anche nella precedente incontro da parte di Verita, se noi facciamo oggi un impianto di incenerimento, anche solo per CSS e legno rifiuto, significa che per i prossimi 20 anni, durata prevista dell'impianto, non si farà nulla per modificare la logica di gestione dei rifiuti, ma si farà di tutto per incentivare questa logica attuale sbagliata, perché altrimenti non si avrà la redditività dell'impianto che si è costruito. Se vogliamo evitare di andare a continuare in un'ottica sbagliata, che vediamo quali effetti ha oggi, perché questo inquinamento ambientale è anche quello che ha favorito nella popolazione una debolezza, una fragilità, un aumento di malattie degenerative, che vediamo perfino questa pandemia attuale di coronavirus trova maggiore possibilità di svilupparsi proprio nella popolazione più esposta a questo tipo di inquinamento. Se vogliamo evitare per il prossimo futuro logiche di questo genere, abbandoniamo la logica dell'incenerimento, abbandoniamo la logica dell'economia lineare e andiamo verso un'economia circolare con le proposte come quelle appena fatte prima da Donadel.